In 1 parte Giada Garbuio, Zeus Lab Montebelluna. Corsia 2, Gaia Maragno, Antares Nuoto. Corsia 3, Diamante Basso, Aquapolis. Corsia 4, Giada Della Lora, Onda Blu. Corsia 5, Giorgia Levan, Tavagnacco Nuoto. Corsia 6, Alice Pinarelli, Nord-Est Cadurò. Alla 7 parte Alice Bagna, Nottoli Nuoto 74. E in corsia 8, Aurora Pasa, Montebelluna Nuoto. Partita questa finale, due rane ragazze, corsia 4, ieri alla vittoria dei 100, Giada Della Dora, Onda Blu, questa mattina 2:43:57, record della manifestazione è del 2017, Anita Bottazzo, 2:39:55. Vediamo la situazione al rilevamento dei 50, subito con Giada Della Dora a guidare il gruppo 35,92, Diamante Basso 36,60 e Gaia Maragno 36,82 in terza posizione. E quindi anche la quarta vasca che va in archivio, siamo a metà, 1:17:47, Giada Della Dora, 41,55 i suoi secondi 50 metri, Diamante Basso 41,61, Alice Pinarelli la più veloce, 41,25. Là davanti Diamante Basso prova a sfruttare al meglio il terzo tratto di 50 metri, infatti va ad operare il sorpasso e a lanciarsi verso la prima posizione, quantomeno al traguardo volante dei 150, quindi Diamante Basso 43,12 su Giada Della Dora che scende in seconda posizione, Gaia Maragno in corsia numero 2 sale in terza per l'Antares Nuoto. Ancora tutto apertissimo sia per la vittoria che per le posizioni sui gradini del podio numero 2 e numero 3. In corsia 2 Gaia Maragno per l'Antares Nuoto, vediamo se arriva la progressione anche dal centro della vasca. Della Dora 4, Levan in 5 ed è in corsia 2 Gaia Maragno che vince con 2:44:37 su Giada Della Dora, seconda 2:45:33, terzo posto Giorgia Levan 2:45:45.